Il deputato Federico Tinca ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. Prego. Grazie Presidente, ringrazio il Sottosegretario Pesce per questo intervento molto importante per il territorio, non soltanto veneto ma dell'intera pianura padana. Abbiamo dei danni da cimice cinese in tutta l'estensione, sono moltiplicati in maniera esponenziale nell'ultimo anno. E intendo sottolineare, perché è veramente una pestilenza, Sottosegretario, vi sono numerose aziende che sono preoccupate, non soltanto di aver subito i danni quest'anno, ma di non produrre più nulla il prossimo anno. Parliamo delle pesche, parliamo chiaramente della frutta in generale, ma vi è anche una sensazione da parte della popolazione residente, io lo dico in maniera chiara, vi sono persone che si ritrovano la casa piena di questi animaletti, che grazie a Dio non hanno, diciamo, nessuna controindicazione a livello umano, va bene, però provocano chiaramente delle difficoltà, soprattutto nel settore dell'agricoltura del nostro Paese. Lei giustamente mi ha definito, io ringrazio il Governo per aver lavorato su questo tema, ringrazio anche il Presidente della Commissione Agricoltura della Camera, Filippo Garinella, per aver più volte preso in considerazione questa problematica, del monitoraggio, che è assolutamente importante, che avete fatto, di aver preso in considerazione il CREA come istituto, diciamo, punto di riferimento per la problematica e di aver iniziato una sperimentazione. Ecco, io chiedo di accelerare, perché nella mia interrogazione facevo riferimento all'antagonista, agli antagonisti, quelli europei, quelli che sono dell'Italia centrale come lei ha detto, ma anche a quelli che vengono da altre parti del mondo. Diciamocelo tranquillamente, non importa che il gatto sia bianco o nero, l'importante è che ci prenda la cimice in questo caso e abbiamo assolutamente bisogno di reperire dei fondi che possono aiutare queste aziende. Io lo dico perché ne ho parlato con tutte le confederazioni agricole del Veneto, sono veramente preoccupate di non riuscire a poter, diciamo, dare una redditività minima, la sopravvivenza alle proprie aziende. Guardi, se quest'anno abbiamo avuto 100 nella problematica della cimice cinese nel territorio veneto, il prossimo anno potremo avere 10.000, non passiamo nemmeno per 200, andiamo a dei moltiplicatori avanzatissimi, per cui queste aziende hanno assolutamente bisogno di un aiuto, non basta ricoprire i campi, diciamo, i meletti, i frutteti vari con delle coperture classiche, occorre veramente intervenire anche dando un ristoro a queste aziende che diversamente sono messe in ginocchio. Io sono sicuro che lei abbia tutta la sensibilità, vista la sua storia personale, di poter portare, anche se serve anche in legge di bilancio, qualche iniziativa che possa dare una risposta effettiva e quindi permettere alle nostre aziende di vedere, insomma, nei prossimi anni la possibilità di debellare questo problema e di poter resistere in questo momento a quello che sta veramente avendo una fortissima incidenza sull'aspetto reddituale delle aziende di tutta Italia, in particolar modo della pianura padana. Grazie Sottosegretario.